Bentornati tutti su Real Napoli Football OU. Siamo a 3 punti dalla promozione. In questa puntata proveremo ad andarcela a prendere. Abbiamo fatto 2 vittorie consecutive pazzesche, una contro la Juve 3-1 contro il Calciolito e un'altra 3-0 contro il Paris Saint-Germain a casa loro con tripletta di Victor Osimhen. Ragazzi, abbiamo cominciato molto bene questa stagione, che ho cominciato in netto ritardo dato che ero in vacanza, come ho già detto più volte, e adesso vediamo se riusciamo nel primo miracolo, cioè della terza vittoria consecutiva in Divisione 7, per beccarci la promozione. Avversario trovato, affronteremo lo Sporting Lisbona. Interessante, intanto ho finito l'acqua nella borraccia. Tra l'altro lo affronteremo in trasferta. Andiamo a vedere, c'ha i suoi giocatori, c'ha i suoi fenomeni. I nostri stanno tutti bene, formazione tipo, compreso il Ciuchi. Loro c'hanno comunque Alisson, Milenkovic, e parte subito anche lui, molto bene. Molto bene. Sporting Lisbona-Napoli per questa partita che potrebbe essere estremamente decisiva. Vediamo. Sporting Lisbona-Napoli, ci siamo. Sporting Club do Portugal. Si parte. Zielu recupera subito palla per Osimhen e prova ad andare subito a Kvaratskhelia. Zielinski ancora break al centrocampo di Zielu, pazzesco. Palla per Lozano che prova il cross, niente da fare. Di Lorenzo, cross dalla tre quarti. Kvara era in fuorigioco. Alisson blocca subito. Attenzione, ancora recupero palla di Zielinski che appoggia per Osimhen, dentro per Kvaratskhelia sul difensore. Zielinski, palla per Osimhen che però, attenzione, ancora Zielinski, fallo su Zielu. Ci sta. Stiamo provando a pressare. Attenzione, Zielu dal calcio di munizione. Parte Zielinski sulla barriera, poi Mario Rui che prova da fermo praticamente, Ciuchi, parata di Alisson più volte. Le munizioni è sempre un po' di problemi ancora. Anghissà prova a fare il break a centrocampo, niente da fare. Di Lorenzo prova a chiudere sulle AO, niente ancora. Mario Rui, Lobotka recupera palla Lobo, niente. Cross, attenzione allo Sporting. Bukayo Saka si divora il gol, ragazzi. Per nostra fortuna Bukayo Saka si divora il gol. Meret prova a rilanciare lungo senza perdere tempo. C'è Osimhen che spizza verso Kvara, ma niente da fare. Rachmani, palla per Lobotka, prova ad andare da Kvaratskhelia, grande palla di Lobo per Kvaratskhelia. Kvara prova ad andare dentro da Anghissà. Peccato, la palla non è passata. Attenzione, per approfittare Osimhen di questo errore della difesa dello Sporting. Niente da fare. Anghissà ancora break a centrocampo, prova ad andare da Osimhen, però non ho capito se si era fermato, non prende palla. Rachmani prova a svettare Ostigard. Zielinski riuscito a interferire ma non a recuperare palla questa volta. Mario Rui a chiudere. Mario Rui, attenzione, c'è Bukayo Saka sulla palla. Ostigard, Lobotka, niente da fare. Mario Rui, Di Lorenzo, Messi. Fortunatamente si divora il gol. Meret. Ripartiamo da rimessa al fondo. Osimhen appoggia alla grande verso Zielu questa volta. Palla per Mario Rui che appoggia per Anghissà che recupera palla dopo averla persa e prova a darla subito ad Osimhen. Osimhen qui si incarta da solo, non so il cazzo volevo fare, io a volte mi incarto come un deficiente. Ostigard, Mario Rui, perché ho fatto sta cosa?
Puttana maiala. Zielinski ancora decisivissimo nelle ultime partite Zelo fino ad ora. Mario Rui qui riesce a metterci ancora una pezza. Siamo un po' confusi in questo inizio. Io sto giocando in maniera molto confusionaria, non so perché. Ostigard verso Meret che rilancia lungo per Osimhen, palla per Anguissacchi che lancia Kvaratskhelia che appoggia di Rabona verso Mario Rui. Attenzione, palla per Anguissa. Zielinski vede dall'altro lato Lozano, palla per Osimhen. Bella azione qui. Alisson rilancia, Ostigard prende palla per Osimhen che viene fermato senza fallo, dice l'arbitro. Io qualche piccolo dubbio ce l'avrei, ma comunque senza fallo. Attenzione, Zielinski prova a chiudere su James e Saka, niente da fare. Zielinski, grande break, fantastico Zielo. Se no Zielo che rientra. Cazzo fa? Zielinski con l'aiuto di Lobotka che recupera ancora palla. Che cazzo ha preso quello? Aiuto. Ma siamo seri? Attenzione di Lorenzo, Rachmani, prova a chiudere, niente da fare. Ostigard deve chiudere sulle Ostigard. Di Lorenzo, Mario Rui. Troppo se va Mario Rui a marcare di testa abbiamo qualche problema. Abbiamo beccato un gol che ci può stare, ci può stare. Osimhen, larga per Lobo. Palla per Mario Rui. Attenzione, Mario Rui. Kvaratskhelia, palla per Zielinski. Attenzione, Osimhen allarga verso Ciuchi Lozano. Proprio Lozano. E poi Kvaratskhelia. Dopo la prima conclusione di Anguissa, parata da Alisson. Kvaratskhelia pareggia subito. Si è acceso Kvara. Si è acceso Kvara, ragazzi. De 1-1 immediatamente. Gol fondamentale per tanti motivi. Attenzione allo Sporting, prova a ripartire con Messi, Anguissa, prova a mordere le caviglie, ci riesce con Mario Rui che recupera palla e prova a far partire Kvaratskhelia. Incredibile James come recupera questa palla, ragazzi. Kvaratskhelia ruba palla da Alisson. Kvaratskhelia ed è doppietta di qui c'è Kvaratskhelia. Si è ostinato, è andato a sradicare palla direttamente dal portiere, ragazzi. Attenzione, Ostigard, palla ancora per Zielinski che allarga verso Kvaratskhelia, se ne va Kvaratskhelia, attenzione Kvara si ferma, prova il dribbling, poi il cross, c'è Osimhen e penso che finisce il primo tempo su questa azione. 2-1, primo tempo senza senso, dove abbiamo giocato in maniera confusionaria, ma alla fine grazie a due lampi di Kvaratskhelia, anche meritati vedendo i numeri, passiamo in vantaggio contro lo Sporting. Si riparte, secondo tempo, Lobo, importantissimo ragazzi, potremmo prenderci subito la promozione di Divisione 6. Zielinski, dribbling di Zielinski che vede dall'altro lato Lozano, gran palla di Zielinski per Lozano! Golasso del Ciuchi! Golasso del Ciuchi su assist di Zielinski. Golasso del Ciuchi, ragazzi. 3-1 al rientro agli spogliatoi. Meglio di questo non potevamo chiedere. Bisogna solo continuare così. Mario Rui prova a chiudere, niente da fare, attenzione ancora Ostigard, grandissima, e poi allarga verso Kvaratskhelia che prova a cambiare tutto, verso il Ciuchi Lozano che è praticamente libero ma sbaglia lo stop il Ciuchi. Lozano, attenzione, palla nostra, grande Ciuchi. Giallo intanto per Leao per l'intervento su Ostigard. Attenzione, errore di Giannino qui dal fallo laterale, ma si fa subito perdonare Giannino Di Lorenzo
che poi vede Kvaratskhelia da solo e lo serve alla grande, grandissimo Kvaratskhelia, vede l'inserimento di Osimhen, mamma mia ragazzi, portiere provvidenziale Alisson qui, attenzione Ostergaard deve chiudere su Leao, pazzesco Ostergaard, che poi trova subito il Chucky Lozano, che vede Osimhen, niente da fare, Lozano, attenzione, rischiano sempre uscita dal basso, chissà Lobotka, per poco non recupera palla, Messi palla per Leao ancora che ha ammonito, attenzione, Anghissà ci mette una pezza ben 2 volte, sarà comunque rimesso in gioco con le mani. attenzione Lobotka prova a chiudere su un Didi, in questo caso Lobo si fa a girare, chiude il triangolo, cross in mezzo Meret e poi Ostergaard, pazzesco, e poi Zielinski vede il Chucky Lozano, palla pazzesca di Zielinski, se ne va Lozano, Lozano prova ad entrare in area, Lozano cross in mezzo, deviato, calcio d'angolo, una furia il Chucky Lozano, una furia. Intanto Lobotka prova a cercare Osimhen per la spizzata in area che arriva un po' non proprio perfetta, riparte lo Sporting ma Ostergaard, palla ancora per Lozano che si fa trovare sempre pronto, Lozano cross in mezzo, pazzesca partita del Chucky fino ad ora ragazzi, pazzesca, veramente pazzesca. Ostergaard, attenzione Di Lorenzo, prova a chiudere Rachmani, chiude Messi, la grande e poi Di Lorenzo, Lozano cambia tutto verso qui, c'è Kvaratskhelia che mette palla a terra e allarga verso Mario Rui che la ridà a Zielinski, ci stiamo confondendo un po' tutti in questo momento, riparte lo Sporting Lisbona, attenzione, ha fatto una serie di cagate una dietro l'altra ma Lobotka ci mette una pezza e poi Anghissà la dà a Kvaratskhelia che prova il dribbling, fermato Kvara, Mario Rui, attenzione Ostergaard, chiudiamo, proviamo a chiudere, Lobotka ci mette una pezza alla grande Lobo, grandissimo Lobo, che porta palla, forse troppo, l'appoggia dietro a Di Lorenzo che vede Zielinski che di tacco la dà a Lozano, vedere un po' chi va in panchina, gli perdere un po' di freschezza, Lozano intanto corre appresso a tutti stasera, incredibile, grandissimo per Anghissà che poi prova a dare palla a Zielu, niente da fare, Ostergaard, Mario Rui, chiudiamo tutto per il momento e ancora Ostergaard, palla nostra, bravo Ostergaard, proviamo a vedere chi abbiamo in panca, chi abbiamo in panca, Olivera al posto di Rui che lo vedo stanco, ha abbandonato, dimmi di sì. Abbandonato ragazzi, 3-1 allo Sporting con l'abbandono dell'avversario che secondo me ne aveva abbastanza e raggiungiamo con 3 vittorie di fila la promozione in Divisione 6. Giusto, salta in mezzo. No, non credi no. Salta. Eccoci qua. Guadagniamo immediatamente la promozione in Divisione 6 e dalla prossima puntata punteremo alla 5.